Dopo anni di assenza, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per volontà del presidente Giuseppe Pendolino, prenderà parte dal 6 al 14 dicembre a Milano alla fiera più attesa in Italia, con ben 14 della provincia di Agrigento distribuite sull'intero territorio. Sono infatti 14 le aziende della nostra provincia di produzione alimentare e dolciaria in maniera rilevante che, dopo aver partecipato a un avviso pubblico, sono state selezionate dagli uffici del settore delle attività economiche e produttive dirette dal dirigente Achille Contino, e il presidente Pendolino in prima linea sarà a Milano a rappresentare, unitamente alle aziende del territorio, la provincia di Agrigento. Una decisione assunta a inizio del mio mandato, ha dichiarato il presidente Pendolino, che intende valorizzare il territorio, presentare al resto del mondo alcune delle migliori eccellenze nel campo della produzione alimentare, dolciaria e artigianale. L'edizione di quest'anno si preannuncia ricchissima, con la presenza di ben 2.800 artigiani e oltre 20 luoghi del gusto italiano e del resto del mondo, con almeno 30 diversi ristoranti, punti di intrattenimento artistici e internazionali. Artigiano in Fiera rappresenta la più grande fiera dedicata agli artigiani e ai tantissimi espositori che arrivano da ogni parte del mondo, distribuiti attraverso i 9 padiglioni. Una grande opportunità, conclude il presidente del Libero Consorzio Pendolino, di promozione e valorizzazione dei nostri prodotti in una visione turistica, commerciale ed economica della provincia di Agrigento. Oggi giornata di preparazione alla Fiera dell'Artigianato di Milano, che inizia domani con l'inaugurazione e poi prosegue fino al 14 di dicembre. Finalmente, dopo quasi 20 anni, la provincia di Agrigento espone i propri prodotti con le proprie aziende. Il Libero Consorzio di Agrigento ha finanziato 14 spazi espositivi per dare la possibilità alle aziende artigianali, commerciali e agroalimentari di poter esporre e vendere i propri prodotti, per fare conoscere le nostre qualità, le nostre enogastronomie, il nostro artigianato a tutta quella che è il nord Italia. Qua in questa fiera passeranno almeno 10 milioni di persone, è una fiera importante, noi ci abbiamo creduto e ci abbiamo puntato. Oltre a questo, l'anno prossimo il Libero Consorzio si impegna a partecipare su fiere specialistiche sul turismo e sempre sull'artigianato e sull'enogastronomia. La provincia sempre più in alto, la nostra azienda sempre più in alto.